come dalla maschera facciale che ci è stata fornita la prepariamo per l'utilizzo per la ventilazione. Allora viene aperta la valvola che c'è a livello del mento e bisogna invertire questa membrana, quindi passarla all'interno, in modo che invece di impedire all'acqua di entrare nella maschera eviti che l'aria esca dalla macchina. Poi semplicemente a pressione viene sistemata nuovamente. Ecco, poi l'altro passaggio, il raccordo che ci è stato fornito viene sistemato dove ci sarebbe l'uscita del boccaglio, esatto, sempre a pressione, perfetto. E poi qui, ecco, l'altro punto importante è ricordarsi che l'entrata centrale, ecco, mettiamo un filtro, è quella dove va fornita l'aria che arriverà al paziente, l'ossigeno, quindi nel nostro caso abbiamo messo un raccordo con un Venturi al 60%, mentre sull'uscita laterale viene posizionato sempre un filtro e una valvola per stabilire la PEP. Ecco, in questi 3 passaggi è montata. Che tenga un pochettino di più in modo tale che non sia. Senta, e la PIP è fissa qua a 10?